Anche in Veneto, con l'emergenza Covid, si alza il rischio di infiltrazioni mafiose nel territorio. L'allarme è lanciato dal deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Spiega come e perché nel mirino delle cosche mafiose potrebbero finire le nuove aziende venete sorte proprio nel corso della prima ondata pandemica, e cioè da marzo ai primi di maggio scorsi. Sono nate 2700 aziende nuove, di cui 900 sono costituite da persone che hanno precedenti penali e 200 di questi hanno precedenti per reati legati alle mafie, quindi all'usura, al riciclaggio ed altri reati connessi alle mafie. Le più esposte a tali rischi le attività messe a dura prova dalla pandemia e presenti in particolar modo nelle note località turistiche, Venezia in primis. Perché pensiamo agli alberghi che sono in grande difficoltà, pensiamo ai ristoranti. Se la crisi, le aziende nel commercio, nella ristorazione, negli alberghi hanno subito mediamente un calo del 40% degli affari, a Venezia ci sono punte dell'80%, anche del 100% dei fatturati, quindi quelle sono le aziende più esposte e le mafie e la criminalità organizzata, come dimostrato ampiamente da tutte le relazioni fatte dalle procure antimafia, sono quelle che hanno grande disponibilità di liquidità da investire e quindi che bussano alla porta ai proprietari di alberghi e di ristoranti in difficoltà.